Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. All'interno del territorio del comune di Urbana si trova il monastero di San Salvaro, la cui storia inizia nell'XI secolo. La struttura nei vari secoli ha subito modifiche ed ampliamenti strutturali ad opera dei monaci che la abitavano, fino ad arrivare alla ristrutturazione voluta dal comune e dalla parrocchia e terminata una decina di anni fa. È nato come schola sacerdotum nell'XI secolo, per poi passare nel 1181 all'abbazia di Carceri, sotto le dirette dipendenze dell'abate e sotto la guida degli agostiniani. Successivamente nel 1407 agli agostiniani sono subentrati i camaldolesi, che sono rimasti qui a San Salvaro e a Carceri fino alla chiusura delle due realtà del 1690. Successivamente, 3 anni dopo, il tutto è stato acquistato dai nobili veneziani Carminati, che hanno acquistato le due strutture e gli oltre 3.000 campi per condurre una grossissima azienda agricola. In seguito all'acquisto da parte del comune di Urbana e della parrocchia di San Salvaro, la struttura del monastero è stata rinnovata nell'aspetto e nelle funzioni. Ora ospita il Museo delle Antiche Vie, l'Ostello della Gioventù e un centro di spiritualità. Dopo la ristrutturazione degli anni 90 sono state ricavate queste 3 strutture dove l'ostello ha una trentina di posti letto, il Museo delle Antiche Vie è un museo molto visitato e il centro di spiritualità legato alla parrocchia di San Salvaro. Il desiderio anche del parroco Don Giuseppe Pavanello, che era prima che venissi io e che è stato quello che si è dato da fare per comprare il monastero insieme con il comune, era proprio questo, di riportare questo edificio alla funzione originaria, perché sia un luogo di riflessione, di preghiera, di formazione umana e di formazione cristiana. Dopo 3 secoli di abbandono, il monastero è tornato quindi ad essere punto di riferimento della zona a livello spirituale e non solo. Oramai il monastero di San Salvaro e di Urbana è diventato un po' il marchio, il logo, il punto di riferimento che riconosce Urbana. Il nostro paese è nella campagna padovana, non è un paese di vocazione turistica, quindi questo splendido edificio spicca nel nostro territorio sia in termini estetici, culturali, storici e religiosi. Oltre alla presenza dell'ostello, quello che rende particolare il monastero oggi è il Museo delle Antiche Vie. Di interessante, oltre alla ricostruzione della vecchia osteria, c'è la sala cartografica che ripercorre la viabilità a partire dalle centuriazioni romane fino al periodo del Regno d'Italia. Di particolare c'è un oggetto che veniva usato durante la Repubblica di Venezia e che serviva per votare, però si votava usando le dobale di legno, che ha dato questo modo di votare il via al termine che usiamo tuttora di ballottaggio. Grazie alla sua rinnovata struttura, il monastero è quindi in grado di proporsi come centro ancora attuale non solo da visitare, ma come luogo da vivere in tutti i suoi aspetti. Accogliamo dei gruppi, normalmente sono accompagnati dai loro parroci o dai loro animatori, ecco, per weekend oppure se vogliono anche una settimana intera. Siamo contenti di poter riportare un po' alle origini questo nostro ambiente. Una storia ancora tutta da scrivere, quella che aspetta il monastero di San Salvaro e che insegna come possano essere ancora attuali e vive anche le realtà più piccole del nostro territorio.